che le terre marne, Hai scritto terra e mare. terre mare o terre mare, terra mare o terre marne, nel Menago non ve n'è neanche una. Qua come dice Zorzi, che tutte palafitte, che è tutta un'altra cosa. La città dei vivi, Questa è una mostra che dovrebbe essere vista da tutto il mondo. Qua che 3500 anni di storia, ma neanche di più. Robe che si cata comunemente lungo la valle del Menago, dalla Castel del Tartaro, cosiddetto, o Castel del Menago, davanti a Santa Teresa in Val, fin su Bovolon, Casaleon, su ancora a Sparé e anche a Cerea, ovviamente, siamo qua a Cerea, e quindi più in su ancora fino a Butapiera, e addirittura l'acqua, quando la veniva giù dritta dell'Adige, che non era mia, girava verso Verona, questo era il centro più importante che fosse nel bosco sacro e dell'acqua sacra. Ecco, città dei morti e città dei vivi. Questa è una mostra che dovrebbe durare almeno altre 3 settimane e essere vista da tutto il mondo, o perlomeno da tutti i veneti e da tutte le città venete, in particolare l'occidente del Veneto, perché qua è la capitale delle isole sparse. Oh là. Guarda qua che roba. Queste sono robe di 3500 anni fa e anche di più. Manca la datazione dentro nelle cose, però insomma onore al merito all'amministrazione comunale che ha fatto, insomma, è riuscita a fare le miniere. Noi delle isole sparse avevamo fatto una petizione perché lo scavo venisse fatto archeologicamente e esserne a disposizione. Una mia ciao mamma, io stesso, vorrei ringraziare, posso ringraziare? Sì. Beh, insomma, qui che ha lavorato e che mi ha aiutato. Sì, qua si sente, Attenzione. La lavorazione dell'osso del corno. Qua abbiamo i giochi dei bambini, forse. Ecco. Uno più bello dell'altro. Nel mio sito troverei anche a raccontare Castelvetro, che è una bellissima situla dove racconta il corteggiamento amoroso. Alla faccia degli uomini primitivi, era più colti dei noi altri. Falce in bronzo senza manico di legno. Questa è solo una piccolissima parte di tutti i trovamenti che ha fatto l'anno scorso, 2008, e ha trovato il più grande giacimento europeo e forse mondiale di quest'epoca, con tutta la roba che il resto della roba speriamo di vederlo prossimamente. Ecco, questa è una tomba degli scheletri, di due per un uomo e una donna, si pensa, tombe 205, 225, ricostruzione, a doppia sepoltura avvenuta nel corso della campagna di scavo del settembre 2006, quindi questi li ven via da quel
dai Peani, viene dal castello del Tartaro, lì vicino a Santa Teresa in Valle. Questa è un'urna decapitata con integrazioni di gesso e alabastro, castello del Tartaro, che sarebbe sempre lì davanti a Santa Teresa in Valle, quando il Menagos era senza argine e dilagava e si incrociava col Po, e che era tutto un immenso lago che divagava, e la popolazione dei Sparti, in altri serve un popolo che si chiamava Sparti o Sparsi, aveva fatto lì un accampamento particolarmente militare. I segni li ha raccontati De Bon nel suo lavoro, e poi sta ripreso anche, eccolo qua, questo è a Santa Teresa in Valle, questa è la chiesa di Santa Teresa in Valle, e questo è il famoso castello del Tartaro. Per arrivare che non si può andare dalla strada, ma bisogna fare un giro dentro qua a trovare. Qua si trova di tutto, ogni anno quando Iara vengono su tutte queste ceramiche qua, ogni anno. Eccolo qua, questo è De Bon, sito archeologico, questo, ecco qua, qualche bolla. Come diciamo il castello del Tartaro? Perché era un argine intorno, alto, che lo difendeva, perché non desse dentro l'acqua. E qua che era la confluenza del Tion, Tartaro, Menago e anche l'Adige, veniva tutto qua. Quindi probabilmente lì l'insediamento li si è fatto favorire. Sicuramente favorito, ma sicuramente questo era un avamposto militare perché non venisse su dal Menago. Quando la gente da sud veniva su, qua i catava, quando era commerci, affari, e sa passare. Ma lì era un avamposto militare, perché riuscire a fare un argine così, che era bisogno di organizzazione, le schede, le tasse e dedicare gente. E questo le narrà nel tempo della Dea, scritto da Netheron King. La necropoli, quindi che era anche un cimitero, adesso c'erano i cimiteri. Ma guarda che spilloni, questi mai visti da nessuna parte. Questi mai visti da nessuna parte. In bronzo, adesso siamo nell'età del bronzo, il bronzo è ben diviso in 4 parti circa, bronzo medio, bronzo antico, bronzo medio, bronzo recente e il bronzo ancora, un altro bronzo ancora. Ma questa è roba straordinaria, dal castello del Tartaro. Quindi qua della roba nostra, dei Peani, è pochissimo, con la testimonianza del buon archeologo Bonfanti del Cordia, gli ha impegnato 80 casse, solo della roba meno preziosa, e gli ha mandato tutte a Verona. 80 casse, e qua abbiamo un piccolo spaccato